ben trovati a Palazzo Ragazzoni. Devo dire con un po' di emozione, ma anche con grande entusiasmo, diamo inizio a questa serata che è il preludio dell'apertura di questa mostra che io definisco, come amministrazione ne siamo davvero soddisfatti, straordinaria. Grazie ancora a tutti e buona serata. La città di Sacile è onorata e vuole dirsi pronta all'appuntamento di questa sera. Ed è un appuntamento figlio di un percorso certo lungo che è nato da lontano ed è nato da un'intuizione che va primariamente riconosciuta a Giovanni Granzotto e al suo studio d'arte. Perché le cose, i percorsi più belli, anche quelli più difficili, si creano attraverso percorsi senz'altro condivisi e percorsi sviluppati insieme. Questa collettiva che li unisce tutte e quattro insieme in un anno, 2024, dei loro anniversari, ecco, vogliamo vedere anche la sintesi di un percorso che viene dalle mostre individuali di ciascuno di loro. Insomma, non è un progetto di visione, è un progetto che guarda a quello che è stato fatto e senz'altro guarda a quello che continueremo a fare. Buona mostra a tutti, viva l'arte, viva Sacile! Prima di iniziare diciamo, la conferenza tecnica nel vero senso della parola, vorrei che ci fosse veramente un grande, caldissimo saluto ai tre personaggi che sono gli ospiti d'onore della serata. Uno sta arrivando, per cui appena arriverà lo festeggeremo. L'altro è qua davanti. Ci ha fatto l'onore di essere qui in queste sale questa sera, è probabilmente, non voglio essere iperbolico, ma insomma probabilmente il più grande scultore vivente ed in buona salute anche, e tra l'altro del marmo, ed è Pablo Acciugarri. Vorrei un grandissimo applauso per Pablo. Non è che proprio viene da tutte le parti, ha fatto recentemente sabato questa straordinaria mostra, cioè ha allestito a Corno di Rosazzo, all'abbazia di Corno di Rosazzo, e noi abbiamo mandato addirittura una spia a fotografare le sue opere, che rivedremo poi. Il secondo è in arrivo, quando lo festeggeremo, quando arriverà, ma l'ospite d'onore in assoluto della serata è un signore che, come dicono i veneti, e noi siamo friulani abbastanza veneti o veneziani, che quando Ise Grandi non se la tira, ed è Pino Donaggio. E poi abbiamo gli sponsor, che sono fondamentali. Un collezionista illuminato, barese, pensate, è qui anche, io gli farei un applauso a prescindere. Che è Vito Petrone, che fa di mestiere tutt'altro, ma che è un grande collezionista ed è uno straordinario appassionato, è venuto fino qua, si merita davvero l'applauso. Poi manca, non è presente, ma manca appunto il mercante più importante d'Italia probabilmente, che sono i fratelli Orler e il suo boss, che è Giuseppe Orler. Ci sono anche dei rappresentanti, ma lui non c'è per altri motivi, e c'è anche la sua televisione. È un grande amico e un grande punto di riferimento per il mercato dell'arte, ma non solo per il mercato dell'arte. È uno che con le sue follie, con le sue iniziative ha aiutato il mercato dell'arte anche nei momenti più difficili. E quindi, anche se non c'è presente questa sera, vi chiedo
un applauso particolare per Giuseppe e il suo gruppo. Diamo il via a veloci, ripeto, interventi e per prima un saluto di Barbara Morandi, che nel 96, era appena morto il papà, vide proprio una grande sua antologica. Grazie a tutti. Innanzitutto grazie a tutti gli organizzatori di questa mostra che non l'ho ancora vista, ma deve essere veramente splendida. Il lavoro è stato tanto e soprattutto io poi rappresento non tanto mio padre ma quanto il lavoro che sto portando avanti, che è l'archivio che ho ereditato appunto da quando è mancato mio papà, e devo dire che questo palazzo ha ospitato, come già detto dal professor Granzotto, ha ospitato la prima grande antologica di mio padre, che ha visto presentati al pubblico una serie di quadri assolutamente sconosciuti, inediti, con cui proprio abbiamo potuto presentare e dare il via al lavoro di archivio per quanto mi riguarda e poi a tutto il lavoro di mostre, esposizioni che sono susseguite poi nel tempo. Da parte mia i complimenti, gli auguri al Comune di Sacile, al Sindaco, a tutte le autorità e ringrazio tutti della vostra presenza. E allora iniziamo Antonello Alban su Riccardo Riccardo. Mi piace pensare che Riccardo Licata, con quel suo modo giocoso e soprattutto da eterno bambino, si faccia un sorriso da lassù vedendoci, Giovanni. Anche perché l'ultima immagine che io ho di tempo trascorso assieme a Licata è stato durante il Palio di Feltre nel 2013, lui è mancato poi l'anno successivo, purtroppo. Lo abbiamo invitato a Feltre e ha dipinto il drappo del Palio di Feltre. Volevo raccontarvi un episodio. Allora c'erano questi spettacoli e c'era questa serata così importante e era tardissimo perché si era prolungato di molto questa serata. E ero seduta vicino a Riccardo e gli dicevo: Riccardo, è mezzanotte e mezza, sei stanco? Vuoi che andiamo a casa? Ma scherzi, ma io non sono stanco, non vedi che bello, non vedi quanta gente, non vedi quanti colori. Nonostante la sua età aveva l'entusiasmo di un bambino, la curiosità, la grandissima curiosità di un bambino, e la traduceva proprio questa gioiosità nei suoi dipinti. Essendo poi un grande eclettico, perché era un artista eclettico che ha lavorato praticamente con quasi tutti i materiali, dal vetro, la carta, gli arazzi, i mosaici, io mi ricordo anche dei gioielli bellissimi realizzati appunto sempre da lui. Era talmente curioso di trovare ispirazione in qualsiasi cosa gli offrisse la vita che trasmetteva questa sua gioia anche a noi che eravamo lì vicini e, ripeto, si traduceva proprio in questo suo modo di esprimersi attraverso quel segno che poi lo ha caratterizzato per tutta quanta la sua lunghissima carriera, che lo ha in qualche modo definito, lo ha portato a tradurre le emozioni della vita attraverso quei grafismi e quei segni che narravano e raccontavano queste esperienze, queste gioie, ma anche gli incontri stessi che lui faceva con le persone. Chi ha avuto modo poi di frequentarlo si ricorderà che anche a tavola stava sempre a
dipingere, a scrivere, a disegnare, perché quello era il suo modo di narrare e di fissare su qualsiasi superficie le emozioni e i momenti, perché aveva veramente la capacità di coinvolgere tutte le persone in questo suo mondo sensibilissimo, fatto di segni, di musica, di colori, di luci, che lui aveva appreso e tradotto da Venezia, perché comunque Venezia è il punto di partenza di tutti quanti questi artisti di cui appunto vedrete poi le opere nel corso della mostra. Volevo solo lasciarvi questo piccolo breve ricordo di Riccardo per condividerlo con voi e portarvi a casa una piccola emozione. Grazie. Adesso lascio la parola a Stefano Cecchetto. Di questa mostra Giovanni mi aveva parlato quasi un paio di anni fa ormai, però aspettava quest'anno, il 2024, quasi come l'anno del giudizio, cioè proprio l'anno in cui questi 4 artisti dovevano incontrarsi per forza, con storie diverse, con situazioni diverse, linguaggi differenti, però in qualche modo dovevano stare insieme e lui questo lo ha sempre saputo, lo ha sempre messo nel suo bagaglio progettuale, di mettere insieme 4 artisti diversi tra loro che però in qualche modo hanno delle affinità e si ritrovano e si scoprono proprio nel percorso espositivo. La luce di Guidi, che è indiscutibile, lo spazio di Morandis, anche se io appunto ho scritto un testo dove lo colloco anche temporaneamente fuori dallo spazialismo per una ricerca secondo me più internazionale, più aperta a linguaggi europei. Chiaramente Tancredi, a mio avviso uno dei maestri del Novecento, ma proprio a livello internazionale, e Riccardo Licata, che ha fatto un percorso personale e ha saputo diciamo anche lui togliersi dai movimenti per poi restare in un suo percorso personale. E trovano appunto nel percorso espositivo la risposta ai linguaggi del Novecento. Sono artisti che hanno vissuto una Venezia, quella del secondo dopoguerra, assolutamente piena di stimoli, proprio di spirito, di stato d'animo sull'arte. Questa mostra va vista anche con questi occhi, cioè il fatto di trovare dentro a 4 artisti le affinità e le divergenze che li accomunano e che li diversificano. Grazie. Mi alzo anch'io perché è arrivato Alberto Biasi, era l'ospite misterioso, eccolo qua. E abbiamo, oltre a Pino Donaggio, Paolo Acciugari e Alberto Biasi, sono 2 delle più grandi eccellenze viventi e in buona salute che il mondo dell'arte può regalarci. Anthony Molino ha scritto un testo estremamente affascinante sull'analisi della morte, ma non solo della morte, di Tancredi. Tancredi Parmigiani, per ragioni insondabili ma probabilmente originate da una sofferenza personale profonda se non immane, nella notte del 27 settembre 1964 a Roma, soltanto 2 giorni dopo il suo 37° compleanno, diede la sua risposta a quel quesito.
e con quel suo gesto definitivo entrò sì nel mito, come anni dopo scrisse Dino Buzzati, permettendo comunque allo stesso Buzzati 3 anni dopo, in un articolo del 7 dicembre 1967, di rispondere ad un altro quesito, questo Buzzati. In che cosa consiste allora la personalità e l'originalità di Tancredi, per cui, ancor giovanissimo, Peggy Guggenheim gli concedeva il privilegio della sua protezione? Risponde Buzzati, consisteva in una specie di afflato, di impeto lirico, di levità giovanile, di felicità espressiva per cui le esperienze e anche le invenzioni altrui venivano da lui assimilate, bruciate, fatte sue e restituite sulla tela con un accento spesso inconfondibile. In questo senso si può riconoscere quell'unità poetica senza la quale un vero artista non esiste. Dico che anche questa è un'evidenza non meno sensibile per il cuore di tutti coloro che negli anni hanno imparato ad amare l'arte di Tancredi, al di là di ogni contraffatto eroismo. Evidenza, oltre ogni presunto eclisse nelle acque fredde del Tevere, del suo prodigioso ed irrepetibile talento. Grazie. Tutti questi artisti così diversi che hanno però dei collegamenti assolutamente inequivocabili e che sono il rapporto con la natura, il rapporto con la luce anche, il rapporto con una dimensione che non rifiuta la realtà ma che cerca di andare oltre gli accadimenti, oltre a quello che appare, oltre alle apparenze. Grazie. È una grande mostra, una grande iniziativa, festeggiare lo spazialismo. Lo spazialismo è stato un movimento dirompente del XX secolo, Fontana, tutti gli altri che l'hanno seguito, penso a Crippa, qui a Licata l'ho conosciuto, quindi è una grande mostra e penso che è molto importante segnare questo percorso e omaggiare chi ha dato tanto per l'arte, in questo caso nello spazialismo. Sono un collezionista, ho comprato parecchie cose anche da Orler TV, conosco Giuseppe, conosco Carlo Vanoni, conosco un po' tutti della famiglia perché li seguo assiduamente in televisione. Niente, mi trovo qui perché grazie anche a Orler è stato possibile trasferire su qui a Sacile del Piave quest'opera che ho comprato circa 15 anni fa. È un'opera che mi ha colpito tanto. Cercavo Tancredi perché lo reputo comunque uno dei più grandi pittori spazialisti che abbiamo avuto in Italia, sottovalutato abbastanza in Italia questo grande artista. Mi ha appassionato e l'ho potuto comprare, l'ho comprato. La mostra è bellissima, ho potuto godere della visione di alcune opere di Licata della fine degli anni 50, inizi degli anni 60, molto molto belle. Molto bello Guidi dei primi anni fino agli anni 30, sono colpito dalla sua pittura. Morandis invece non lo conoscevo e devo dire che mi ha colpito particolarmente, è un grande artista anche lui. Sono contento di avergli fatto anche da sponsor, quindi sono molto felice di questa cosa, di questa avventura, grazie.
concepisce lo spazio come luce e come possibilità di trascendenza, Tancredi come possibilità di ricostruzione lirica dell'universo, Bacci come possibilità di appunto reinventare la grande tradizione con valori cromatici e luministici straordinari. Morandis è un pittore straordinario che riesce in maniera raffinatissima a fare i conti da una parte con i Guardi e dall'altra con Mondrian, con Seurat ad esempio. Licata, diciamo, prende per certi aspetti, è forse il più vicino al mondo milanese. Perché? Perché prende molti dei portati del surrealismo e quindi in Licata è presente anche un automatismo del segno e della scrittura.